La pioggia e i danni dei nubifragi sono arrivati venerdì 31 agosto, come era stato previsto, a causa del vortice Poppea, dal nome dell'ambiziosa e senza scrupoli imperatrice romana sposa di Nerone, che fece uccidere quelli che cercarono di sfidarne il potere. Poppea ha portato grandine, piovaschi e forti raffiche di vento. A Padova la bufera è arrivata rapidamente, con ampie zone allagate, alberi caduti e caos del traffico. A Monselice, però, il vento ha scoperchiato il nuovo palasport, che resterà chiuso per 2 mesi. A Schiavonia, la burrasca ha strappato 1/3 della copertura dell'edificio, che è stato allagato. È stato danneggiato anche il tetto della piscina e vari capannoni industriali, dove è mancata la corrente elettrica. Il ponte di ferro sul Bisatto si è alzato improvvisamente, per fortuna senza causare danni. A Este, gli allagamenti hanno coinvolto l'ospedale. Poi non sono mancati fulmini e alberi caduti, con il conseguente blocco del traffico a Baone, Montagnana, Casale di Scodosia e Urbana. A Selvazzano le raffiche di vento hanno sollevato parte della guaina del tetto della fabbrica 5, causando la caduta di materiale dentro l'edificio. L'agricoltura è stata danneggiata dalla grandine. Una tromba d'aria nella Skuldascia ha sollevato interi filari di piante da frutto. Chicchi grandi come noci si sono abbattuti sui pendii a sud dei Colli Ugani, dove è in pieno svolgimento la vendemmia. Sono scattati controlli di vigili e pompieri. A est i danni riguardano soprattutto i tetti delle abitazioni. È stato previsto l'arrivo per mercoledì 12 settembre di una nuova perturbazione temporalesca al nord, con piogge abbondanti sul Triveneto e temperature sotto i 20 gradi.